Caso Pedemontana, industriali ed artigiani in campo contro il ministro Toninelli e il Movimento 5 Stelle. Abbiamo bisogno di quest'opera e di connettere il territorio. Chi dice no trasporti le merci a cavallo. Bomba a carta di matrice anarchica esplode nella notte nella sede della Lega ad Ala in Trentino, dove era atteso Salvini. I responsabili identificati, il segretario della Lega spero passino un bel po' di tempo in galera. Il corpo senza testa e braccia recuperato nel Po apparterrebbe ad Ornella Paiato, 59enne di Occhiobello, scomparsa nell'aprile del 2017. Assurda morte sull'Appennino bolognese per un 75enne originario della Marca, disturbato da uno sciame di Calabroni, scivola e cade in un dirupo. È morto oggi a 52 anni Alessandro Lillo Battistin, rugbista padovano, ex stella del Petrarca, colpito da SLA. Solo qualche giorno fa era stata lanciata a Treviso una festa per raccogliere fondi in suo aiuto. La mamma di un quindicenne deriso per il suo handicap apre una pagina Facebook per combattere i bulli, la storia alla presentazione di una partita di calcio tra attori e magistrati. Calcio, presentato ufficialmente il nuovo allenatore del Venezia, l'ex portiere di Internazionale, vuole la ferocia dimostrata dai giocatori lo scorso anno. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora il caso Pedemontana Veneta. Abbiamo bisogno delle strade per mantenere la competitività di una delle aree più produttive del paese. Oggi sono le imprese a scendere in campo a sostegno della Pedemontana dopo le perplessità sull'opera sollevate dal Ministro alle Infrastrutture. Sentiamo. Possiamo anche dire no Pedemontana, no autostrada, eccetera, però dobbiamo fare come i Mennonite, allora dobbiamo capire chi dice no che vada a cavallo. La questione pedemontana, oltre ad infiammare il clima politico veneto con Lega e 5 Stelle su posizioni sempre più lontane, coinvolge direttamente il mondo produttivo, con industriali ed artigiani allarmati da un possibile stop ai lavori dopo le ultime precisazioni del ministro pentastellato Toninelli, che ha sottolineato di non avere non solo mai dato alcun avvallo alla Pedemontana, ma di nutrire forti preoccupazioni sulla sostenibilità finanziaria dell'opera. Ma la Pedemontana, sostengono le categorie economiche a partire da Assindustria Veneto Centro, è un'opera strategica per mantenere la competitività dell'area più produttiva del paese. Noi abbiamo bisogno delle strade, anche a me non piace mica vedere il territorio devastato eccetera, però allora invece dei treni facciamo i trenini del Bernina e andiamo a cavallo e qualcuno ci manterrà. Cosa volete che vi dica? Qui la Pedemontana noi ne abbiamo bisogno di un terreno, di un territorio connesso, una grande area metropolitana, non si misura in chilometri, ma si misura in tempo di percorrenza. Allora fate i conti e vediamo qual è l'area metropolitana che vogliamo. Sulla stessa lunghezza d'onda gli artigiani, con Confartigianato della Marca Trevigiana, che considera l'eventuale stop ai lavori un danno per l'intero sistema paese. Il ministro Toninelli più alla larga che sta a questi temi meglio è, anche se è il ministro competente, perché credo che sulla Pedemontana si sia detto di tutto di più e l'unica cosa oggi che rimane da dire è che quell'opera va finita, perché stiamo parlando di un'area, quella Pedemontana, che è tra le più competitive e produttive del mondo, e credo che se è così abbia anche diritto ad avere delle infrastrutture diciamo adeguate, quindi rimettere sempre in discussione le opere credo sia dannoso non solo per noi ma per tutto il sistema paese. E sulla questione pedemontana abbiamo sentito al telefono da Roma il commissario regionale e vice avvocato dello Stato Marco Corsini. Non vedo al momento possibilità di stop ai lavori, ci ha detto, l'avallo del Ministero non serve. Sentiamo. Dopo le precisazioni del ministro Toninelli in Veneto, specie tra le categorie economiche, c'è la preoccupazione che la Pedemontana resti incompiuta. È una preoccupazione fondata? Non credo proprio, nel senso che salve le prerogative del Parlamento ovviamente, ma diciamo il Ministero non è, come ho detto più volte, non è più né concedente né committente né regolatore di quest'opera, l'opera è e rimane regionale.
Marco Corsini, commissario regionale per la superstrada pedemontana veneta e vice avvocato dello Stato, risponde così ai timori del mondo imprenditoriale veneto dopo le precisazioni del ministro alle infrastrutture. Al momento non c'è alcuna legge dello Stato che possa fermare i cantieri della pedemontana. Salve, come sempre detto, le prerogative del Parlamento, che però ha dei precisi vincoli anche di costituzionalità, quindi a oggi non vedo veramente in pericolo la concessione, che peraltro sta andando avanti bene, i lavori proseguono. Io non riesco a capire qual è l'interesse di continuare a mettere in discussione l'infrastruttura dopo tanto tempo che è rimasta bloccata, ecco. Questo, prosegue Corsini, anche se non c'è l'avallo del Ministero. Il Ministro dice di non aver dato mai l'avallo dell'opera, ma in realtà non lo deve dare il Ministro l'avallo dell'opera. L'opera è stata prevista da una legge addirittura risalente ed è nella competenza di un soggetto che ha una sua autonomia e una sua signoria, che è la Regione. Quindi il Ministro capisco che non ha mai dato l'avallo all'opera, ma neanche lo deve dare, e non lo deve dare più. Bomba a carta di matrice anarchica esplode nella notte nella sede della Lega di Ala in Trentino, dove era atteso Matteo Salvini. I responsabili sono stati identificati. Il segretario della Lega sostiene devono passare un bel po' di tempo in galera. Sentiamo. Un boato, la deflagrazione e una scritta ancora fischia il vento. E anche il Trentino assaggia l'inquietudine di avvertimenti che fanno paura. Piena notte ad Ala, zona sud della regione, il bersaglio è la sede della Lega, proprio dove in giornata è atteso il vice premier e leader del Carroccio Matteo Salvini per un tour per le elezioni provinciali del 21 ottobre. Bomba carta, come è accaduto lo scorso agosto alla storica sede del K3 a Villorba, nella Marca, Lega e Salvini nel Mirino. Immediata la chiamata a carabinieri, polizia e vigili del fuoco, ci vuol poco a capire che il boato è stato provocato da chi voleva mandare un messaggio chiaro. Ma a differenza di quanto avvenuto nel Trevigiano, il cerchio delle indagini si chiude presto. I due responsabili vengono identificati. Nel frattempo Salvini arriva in città e spiega senza mezzi termini: sono anarchici, ma se pensano di fermarci si sbagliano. Spero che passino un po' di tempo in galera, perché a me piace chi ha le idee diverse dalle mie, ma le esprime rispettosamente. Chi muove le mani, prende a calcio, tira bombe, non è un anarchico, è un cretino, è un delinquente che deve passarsi qualche giorno in galera, soprattutto perché ha disturbato la gente tranquilla di Ala. Auspico e chiedo la massima durezza, gli fa eco il governatore e il presidente della provincia autonoma Ugo Rossi. Non è possibile che ciclicamente qualcuno di certi ambienti faccia le solite cose. Sono cose da deficienti patentati, lo dico proprio così. Sono un competitor della Lega, ma voglio esprimere la mia solidarietà. Solidarietà che arriva anche dal Partito Democratico. Noi non saremo mai dalla parte delle bombe, dice Emanuele Fiano, responsabile sicurezza del PD. La battaglia politica si fa contrastando le idee che non condividiamo con idee e proposte migliori, mai con la violenza. Una capienza di 400 persone, quando per la serata con Salvini ne erano previste 4.000, solo questioni logistiche alla base del rinvio della festa della Lega Trevigiana, mentre anche qui arriva l'eco dell'ennesimo grave atto contro una sede del Carroccio. Fa capire chi è dalla parte del giusto e chi gli è rimasto solo i mezzi delle bombe, perché ha finito quelle delle argomentazioni. Un salire di questa tensione certo non fa bene alla politica, non fa bene ai cittadini. Commenta così il capogruppo della Lega a Palazzo dei 300, Riccardo Barbisan, la bomba carta fatta esplodere nella notte davanti alla sede del Carroccio di Ala in Trentino Alto Adige alla vigilia dell'arrivo del leader Matteo Salvini. Episodio a firma degli anarchici, come a Villorba, al K3 sede provinciale. Proprio in questi giorni ricorrono i 2 mesi da quella data che ha, secondo me, segnato la storia di Treviso, perché Treviso non era abituata a questa conflittualità così elevata. E un'altra data simbolo è quella del 22 ottobre, ma non ci sarà l'attesa celebrazione dell'anniversario del referendum per l'autonomia, con Treviso che doveva diventare cuore pulsante quel giorno della Lega Veneta. Festa rimandata, l'ex Pagnossin non può ospitare più di 400 persone per volta. Solamente una questione pratica, assicura Barbisan, niente di politico. Assolutamente no, per noi era una grandissima occasione, ci dispiace per quello che era successo, ma non c'è nessun motivo politico, c'è solo un motivo logistico e organizzativo. Direi che siamo vittime del nostro successo. Noi speriamo comunque di avere Matteo Salvini, se non il lunedì che era previsto, a breve, magari in novembre.
La cronaca partirebbe ad Ornella Paiato, 56 anni, di Occhiobello, scomparsa da casa nell'aprile del 2017. Il corpo ritrovato lo scorso 8 ottobre nel fiume Po tra i comuni Rodigini di Taglio di Po e Porto Tolle. Pur con la cautela del caso, i carabinieri di Rovigo sono quasi certi che sia proprio la donna la cui scomparsa era stata denunciata dal marito e dal figlio. All'identità sarebbero giunti dopo che dall'analisi del medico legale sarebbe emerso che il cadavere, privo di testa ed avambracci, presentava sulla schiena una barra di titanio, un particolare singolare che risponderebbe a quello impiantato alla 56enne in un'operazione chirurgica. Per avere una maggiore certezza si attende ora l'esame del DNA, il cui esito si avrà nelle prossime settimane. Anche i brandelli del vestito trovato sul cadavere concorderebbero con la testimonianza dei familiari. Il 12 novembre prossimo a Mestre il processo d'appello per Mikhail Savciuc, il giovane moldavo che 1 anno e mezzo fa uccise l'ex fidanzata Irina Bakal ed il bimbo che la giovane portava in grembo. Sentiamo. È stato condannato in primo grado a 30 anni di carcere per aver ucciso l'ex fidanzata incinta al 7° mese ed averne occultato il corpo in un boschetto nel Vittoriese. Il prossimo 12 novembre Mikhail Savciuc, 20 anni, moldavo, tornerà nuovamente in aula per il processo d'appello. La vittima, Irina Bakal, anch'ella di origine moldava, 20 anni, portava in grembo il bimbo del giovane. L'ha confermato l'analisi del DNA e probabilmente proprio nell'aver messo il fidanzato di fronte alle proprie responsabilità è da ricercare il movente del delitto. Savciuc lo scorso novembre era stato condannato nel processo con rito abbreviato a 30 anni di reclusione per omicidio pluriaggravato ed occultamento di cadavere e al risarcimento danni nei confronti della famiglia di Irina. La mamma e la sorella si sono costituite parte civile. 30 anni è il massimo della pena, considerando il ricorso al rito abbreviato che prevede lo sconto di 1/3 ed il mancato riconoscimento della premeditazione. I difensori del ventenne hanno presentato appello. La prima udienza è stata fissata per lunedì 12 novembre in aula bunker a Mestre e in aula bunker ci sarà anche stavolta la mamma di Irina, Galia, che non si è persa un'udienza. Mia figlia non c'è più, io non ho più pace, ha commentato la donna che vive a Conegliano. Cosa mi aspetto? Giustizia per mia figlia. Un pensionato di 75 anni originario di Asolo, Ivo Vincenzi, è morto ieri pomeriggio precipitando in un dirupo dopo essere scivolato per 40 metri, probabilmente per evitare alcuni calabroni. È successo sull'Appennino bolognese. L'uomo, residente a Casalecchio di Reno, nel primo pomeriggio era uscito dalla casa dove era con la moglie, appunto nei dintorni del borgo di Vergato, per fare una passeggiata nei boschi. Dopo qualche ora la donna, non vedendolo tornare, ha dato l'allarme. Sono cominciate le ricerche del soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri. Il corpo senza vita del pensionato è stato localizzato dai tecnici del soccorso alpino verso le 23:30 in fondo ad un dirupo, ma solo alle 2 di notte è stato possibile recuperare la salma. Aveva dei rapporti da oltre 2 anni con una ragazza che adesso ne ha 13, il 50enne italiano arrestato dai carabinieri di Thiene. A fare scattare l'indagine è stato un vicino di casa, ma da almeno 2 anni, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Thiene, andava avanti la relazione tra un italiano di 50 anni e una ragazza di appena 13. A insospettire il vicino erano state delle passeggiate, l'uomo che usciva dalla casa della ragazza mano nella mano, un atteggiamento che aveva indotto il vicentino a denunciare il tutto ai carabinieri. Da qui l'indagine, partita circa un mese fa, che ha portato alla luce una vera e propria relazione tra i due, 37 anni di differenza, conosciuta e addirittura appoggiata dai genitori. Tempi strettissimi di azione per i militari che hanno documentato tutto attraverso indagini di natura tecnica e pedinamenti e nel tardo pomeriggio di venerdì hanno eseguito l'ordine di custodia cautelare emesso dall'autorità giudiziaria nei confronti del 50enne che vive in un paese del Basso Vicentino. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari.
Ancora un caso di meningite, è ricoverata dalla tarda serata di ieri nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze una ragazza di 18 anni alla quale è stata diagnosticata un'infezione da meningococco. Al momento, spiega l'ASL Toscana, sono in corso le procedure per la tipizzazione, la prognosi è riservata, confermano i sanitari, anche se le condizioni generali sono stabili. La 18enne è una turista spagnola arrivata da Venezia a Firenze ieri pomeriggio. L'unità funzionale di igiene e sanità pubblica dell'area fiorentina ha già attivato le procedure per l'indagine epidemiologica al fine di ricostruire i luoghi frequentati dalla ragazza ed ha già avviato le procedure di profilassi per i contatti stretti. Calcio e solidarietà si fondono a Padova per dare un calcio al bullismo. Sentiamo. Erika De Fendi è una mamma di Bergamo che ha deciso di impegnarsi in prima persona contro il bullismo, dopo essersi accorta che mentre passeggiava per la sua città il figlio quindicenne diplegico veniva deriso da due ragazzine che ne imitavano la camminata. La sua è una delle voci arrivate a Padova per promuovere un calcio al bullismo, un'iniziativa di sensibilizzazione per le scuole che prevede anche un incontro benefico di calcio tra la nazionale italiana attori e la nazionale italiana magistrati, sabato prossimo allo stadio Plebiscito. Quanto è diffuso tra i giovani il bullismo? Allora, noi pensiamo che sia diffuso ma subdolo soprattutto. Io tra l'altro sono un insegnante e quindi lo vivo e forse avviene nei momenti in cui non c'è controllo e per questo è più difficile da vedere e chi lo vive ha grosse difficoltà a raccontarlo. Bullismo e cyberbullismo ora possono essere denunciati anche attraverso YouPol, l'applicazione gratuita per cellulare lanciata dalle forze dell'ordine a maggio. Permette a chiunque, ma in particolar modo ai giovani, è stata creata per i giovani, di segnalare episodi di spaccio o di bullismo e inviarli quindi alla nostra centrale operativa. Ma oltre alla denuncia il lavoro da svolgere è educativo e culturale. Quando le persone incominciano a conoscere le persone con disabilità intellettiva e capiscono il valore della persona, a questo punto sono nelle condizioni di accogliere tutto il diverso. In questo senso anche lo sport può ricoprire una funzione fondamentale. Tramite lo sport e tramite in questo caso la collaborazione con la Nazionale Magistrati e con l'Italiana Attori vogliamo proprio fare una partita di calcio perché tutti assieme vogliamo dare un calcio contro il bullismo. Ecco perché c'è il coinvolgimento delle scuole, ecco perché avremo la possibilità di scambiare più di una parola per far capire cos'è il bullismo e come combattere il bullismo. Linea alla regia ora per la pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo con la seconda parte del TG del Veneto. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. È morto oggi a 52 anni Alessandro Lillo Battistin, rugbista padovano, ex stella del Petrarca, colpito da una forma aggressiva di SLA. Solo qualche giorno fa era stata lanciata una festa a Treviso per raccogliere fondi in suo aiuto. Alessandro Battistin non ce l'ha fatta. L'ex giocatore del Petrarca, allenatore delle giovanili dei Neri Padovani e del Valsugana, colpito da una forma aggressiva di SLA, è morto all'età di 52 anni. Battistin era stato al centro di una catena di solidarietà tra ex colleghi, giocatori e associazioni legate al rugby che lo hanno accompagnato in questa difficile battaglia. Una solidarietà che non era mai venuta meno per aiutarlo ad affrontare una malattia terribile, come aveva raccontato lui stesso a Mirella Tuzzato nel marzo di quest'anno. Questa forse ancora di più è una malattia per diciamo persone fortunate nel senso o di avere come ho io un grosso gruppo di amici che mi supportano o fortunate sotto il punto di vista economico che quindi riescono a gestire malati come me. Nel corso della malattia Lillo, come tutti lo chiamavano, ha sempre potuto contare, oltre che sulla sua famiglia, i genitori, la moglie Michela, la figlia Giulia, sulla solidarietà del mondo del rugby veneto. Appena pochi giorni fa a Treviso era stata lanciata una nuova iniziativa con l'obiettivo di raccogliere fondi per le terapie e riadattare casa secondo le sue nuove esigenze. L'annuncio della scomparsa di Alessandro Battistin è stato dato anche allo stadio Battaglini, dove era in corso la partita Rovigo-Petrarca. Grazie a tutti quelli che mi supportano
è un abbraccio che non posso fare realmente, ma solo mediaticamente, a tutte le persone che si sono impegnati moltissimo per aiutare me e la mia famiglia. Ed ora la pagina dello sport. In Laguna da poco più di 24 ore ha già lanciato un'impronta indelebile sulla squadra il nuovo mister del Venezia Calcio, Walter Zenga. Si concede all'abbraccio e ai selfie coi tifosi il nuovo mister Walter Zenga, prima di spiegare le ragioni che l'hanno portato a dire sì al presidente Giota Copina e sedersi sulla panchina del Venezia al posto dell'esonerato Stefano Vecchi. Niente e nessuno mi può togliere la gioia di far parte di un club storico, di una città importantissima, conosciuta in tutto il mondo, e di aver avuto l'onore di conoscere un presidente come Giota Copina che mi ha dato immediatamente fiducia e col quale mi sono trovato in sintonia come se ci conoscessimo da tantissimi anni. Appena mi hanno chiamato, racconta il leggendario portiere dell'Inter e della Nazionale, sono partito da Dubai dove vivo e ho lasciato lì la famiglia. Non sono tornato perché c'è da lavorare subito, guarderò negli occhi e parlerò chiaro con ogni singolo giocatore della squadra. Voglio vedere chi ha veramente voglia di soffrire, di lottare, di mettersi in mostra. Voglio vedere gente che viene a fare allenamento perché vuole fare allenamento, perché vuole migliorarsi, non perché deve fare allenamento. Se qualcuno lo fa solo perché deve, gli dico al presidente, pagalo lo stesso ma lasciamolo a casa e dammi un ragazzo della primavera. Un metodo di lavoro che il nuovo mister ha già cominciato ad applicare durante il primo allenamento, poche ore dopo essere sceso dall'aereo. Ieri per esempio ho tenuto fuori Sinclair dall'allenamento perché volevo che guardasse l'allenamento, perché parla un italiano ancora poco attento. Oggi lo rimetto dentro e sono andato da Sinclair, gli ho spiegato il perché. Non sono andato solo da Citro e non andrò solo da Sinclair e da Citro, ma andrò anche da Pinato e gli dirò: Pinato, careful, attento, devi darti una sveglia. Andrò da Falzerano, andrò da Domizzi, andrò da tutti, perché io voglio il massimo da tutti e chi non mi dà il massimo non gioca, è semplice. Di posizione in campionato non voglio parlare, chiarisce Zenga. Il traguardo è la ferocia che i ragazzi avevano la scorsa stagione, quando i difensori sembravano dire agli avversari: venite avanti e provateci, tanto il gol non lo fate. Quello che è stato il passato non ce ne frega niente. Come ha detto il presidente, a partire col Verona di domenica prossima è la nostra prima partita di campionato. Quindi si azzera tutto. E quando dico che si azzera tutto, non esiste più il nome scritto dietro la maglietta, ma esiste solo questo, l'emblema davanti. Questo è l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. In chiusura come sempre le previsioni per domani con il nostro meteo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica dominata dal sole sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio del 14 ottobre. Sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo. Sarà infatti ampiamente soleggiato su tutte le province. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche innocua velatura sparsa. Non sono attesi fenomeni particolarmente degni di nota. Temperature minime tra 10 e 13 gradi. Massime molto miti, tra 20 e 23 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole, sarà dunque una bellissima giornata all'insegna di un tempo asciutto. Il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi praticamente su tutti i settori. Non sono attese piogge. Temperature minime tra 11 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 22 e 24 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non ci saranno grandi novità, sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Il cielo sarà sereno e limpido su tutti i settori, non sono previste precipitazioni.
Temperature più o meno stazionarie con le minime intorno ai 10 gradi, massime oscillanti invece tra 22 e 24 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.